come prima abbiamo il regista Tommy Weber e Anthony Folletto, il protagonista. Con Francesco Di Leva, che non è qui con noi, ma è come se lo fosse. Allora, intanto complimenti, il film è molto bello. Tommy, mi ha colpito una frase, insomma un tuo pensiero. Sei stato felicissimo di girarlo, ma nulla è andato come credevi essenzialmente in questo viaggio. Me la racconti? Parli della riprese? Esatto, sì. Sì, all'inizio dovevamo girare d'estate, già per iniziare, quindi avevo pensato un film tutto d'estate, con i colori dell'estate, con i vestiti dell'estate, e alla fine per il Covid e per altre ragioni abbiamo un po' abbiamo girato in inverno concretamente. E per me era un'opportunità, mi piace fare cinema così, di essere nel movimento, di essere presente ai problemi e i produttori sono così anche, quindi ero molto felice di girare in inverno, abbiamo cambiato qualche scene per questa ragione e quindi ti porta verso la creatività sempre, quindi mi piace. Antonio, interpreti Andrea, uno dei protagonisti, appunto uno dei due protagonisti, sono due fratelli, un personaggio molto profondo. Ti chiedo, cosa porti dei tuoi personaggi a fine riprese, quando comunque il film è finito? C'è qualcosa di Andrea che porti con te? Sì, sicuramente, sicuramente alla fine del percorso ci sono tantissime cose che ti restano addosso, che porti dentro di te, e alcune volte che hai anche il piacere di portarle. E questo, insomma, grazie a Tomì e a Francesco, che ripeto non c'è, è stato uno di quei momenti lì. Ma la cosa più bella, insomma, che abbiamo provato a fare con Tomì e con Francesco non era tanto creare questo rapporto di fratellanza, perché quello, diciamo, ci è venuto abbastanza naturale, era abbastanza lì, ce ne siamo accorti subito. La difficoltà vera e propria era trovare la distanza tra loro due, cioè il fatto che non si vedessero da 17 anni. E questo lavoro qua, che è un lavoro, come dire, molto che ti violenta da un certo punto di vista delle emozioni, poi è inevitabile che te lo porti dietro, no? Quindi questo rapporto, diciamo, non solo tra me e Francesco, ma anche con Tomì, dopo ce l'hai con te per tanto tempo dopo le riprese, è una cosa bellissima. Come prima è tratto da una graphic novel. Sì. In questo senso aiuta avere un punto di riferimento costruito già per immagini, appunto un fumetto, sia dal punto di vista della regia che poi dal punto di vista dell'interpretazione. Sì e no, perché per il fatto che già non abbiamo girato in estate, per il fatto che anche abbiamo costruito i personaggi senza troppo pensare al fumetto, non abbiamo quasi mai parlato del fumetto. No. Io mi ricordo che pensavo a più al movimento di personaggi come sono grafico, disegnati, e mi ha portato qualche idea, ma senza questo siamo abbastanza, soprattutto il tuo personaggio che è più, forse è un po' più, già abbiamo aggiunto un sacco di cose alla sceneggiatura e il suo personaggio è più forte, è attraversato più forte, mi permesso, ma non è vero, è solo che ha una storia più piena, più raccontata. È un viaggio a tappe come prima, e mi raccontate un po' le location, perché poi prende diverse parti dell'Italia molto belle ma anche molto rappresentative nella storia. Abbiamo girato soprattutto in Lazio, verso Arpino. Ad Arpino. Ad Arpino. Ad Arpino. Ad Arpino. Che ci ha accolto benissimo. Sì, era meraviglioso, sì. Siamo stati veramente molto molto bene. E quindi no, la difficoltà era perché il viaggio va del nord della Francia fino a Procida, nel sud dell'Italia. E quindi abbiamo girato quasi tutto il film da Arpino e era bello di cercare a fare vivere
un parte della Francia, un parte di Alpi, un parte d'Italia qua. Fa molto ridere questa cosa che abbiamo simulato che la Francia fosse d'Arpino. Diciamo, però ci abbiamo provato e credo che ci abbia dato anche una mano in alcuni momenti, no? Certo, cioè quel sì. posto. Sì, perché io che ho amato, che mi ha... non ho la parola. Dovevo trovare una soluzione per lasciare... Ho filmato di una maniera che stretta, per esempio, per un ragionamento di sensualità, perché volevo essere vicino agli attori, ma anche perché così non vedevamo troppo le location, perché quindi io ho piaciuto fare questo. Sì, dall'altra parte invece quando appunto siamo rimasti fedeli al viaggio, cioè siamo arrivati a Procida, lì è stato molto emozionante. Sì. Il nostro arrivo, insomma, con la barchetta, quando siamo lì che vediamo Procida che si avvicina a noi piuttosto che noi a lei, e lì è stato molto emozionante, perché abbiamo avuto l'opportunità e la fortuna, questo anche grazie alla produzione, di farlo alla fine del viaggio, no? Quindi per noi è stato molto importante questo, perché siamo arrivati proprio con un carico emotivo abbastanza importante. L'ultima cosa, come prima è un film essenzialmente sul perdono, che forse arriverà dopo tantissimi anni, e vi chiedo che rapporto avete voi con il perdono, perché non è facile, insomma, appunto perdonare una persona, in questo caso un fratello. Sì. Io perdono troppo facilmente. Io provo oggi di non perdonare più di una maniera facile e veloce come lo faccio sempre. Ma qua penso anche che Andrea ha già perdonato, diciamo, il suo fratello all'inizio del viaggio. Il fatto è di capire come andare dietro il perdono, come fare che non è solo una parola, è una relazione. E questa è la difficoltà, no? È una bellissima domanda quella che hai fatto. Guarda, per quanto mi riguarda è molto difficile per me, perché sono uno che perdona molto poco se stesso. E quindi cerco di adottare lo stesso metodo di misura con tutto ciò che mi circonda. Allo stesso tempo credo che non sia sempre giusto fare questa cosa qua. Nel caso invece di Fabio e Andrea è un po' è vero quello che diceva Tomì, che lui aveva in un certo senso già perdonato suo fratello, però qui più che mai lui ha la difficoltà a perdonare se stesso. Esatto. E quindi questo nel viaggio viene fuori molte volte. Spesso che cosa è che si fa? Quando uno è in difficoltà, ha paura, attacca l'altro, no? E spesso loro fanno questo. E invece nei momenti in cui non lo fanno è come se la nebbia cominciasse un po' ad andare via, no? E fosse tutto molto più chiaro. Quindi non è un percorso proprio tranquillo. Grazie mille. Grazie a te, grazie mille. Grazie.